Quando i carabinieri hanno fatto il blitz era notte fonda, ma i lavoratori erano ancora impegnati a cucire, tra loro più di qualcuno era privo di contratto di lavoro. Costretto a vivere dentro quel capannone in cui le poche ore libere della giornata, distanti dalla macchina da cucire, venivano trascorse dentro uno scatolone, sono storie di sfruttamento quelle portate alla luce dal blitz dei carabinieri in 14 laboratori della zona pedemontana del Grappa. Storie di chi è costretto a vivere, a trascorrere le proprie giornate dentro una struttura che non è neppure in regola da un punto di vista della sicurezza, 5 quelli chiusi dai carabinieri. All'interno vengono lavorate le prestigiose griffi, costosi scarponi da sci, merce pagata a caro prezzo dai clienti finali. Ma non basta, perché tra i banchi di lavoro i carabinieri hanno anche trovato dei bambini che a notte fonda stavano facendo i compiti per casa, una casa che per loro è confinata dentro quelle mura. È quasi usuale, diciamo, per loro tenere i bambini durante le varie fasi delle lavorazioni, non sapendo il rischio che comporta per i bambini, soprattutto nei tubaifici dove si respira anche colle e anche sono altamente infiammabili i materiali. Le immagini girate dagli uomini dell'Arma durante le ispezioni raccontano di strutture invivibili dove la sporcizia è l'unica costante. 25 lavoratori in nero accertati, 24 violazioni riscontrate per un totale di quasi 100.000 euro e 5 imprese a cui è stata sospesa l'attività imprenditoriale. I controlli continueranno anche nei prossimi mesi, assicurano i carabinieri.